assaggiamo. Vogliamo fare un bel rigatone con mozzarella di bufala, salsiccia sbriciolata, crema di parmigiano e pomodorini confit. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Prima cosa, mettiamo i pomodorini nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo che cuociono i pomodorini, facciamo soffriggere la salsiccia nell'olio. Ecco qua, adesso aggiungete un po' di vino bianco alla salsiccia e fate sfumare. La salsiccia è pronta e anche i pomodorini confit. I pomodorini sono pronti, tolgo l'aglio, poi prendo i pomodorini e li metto nel boccale del frullatore ad immersione. Ho fatto la crema di parmigiano per il risotto con la zucca, la unisco ai pomodorini, ecco, e adesso frulliamo tutto. I pomodorini confit li fate con sale, zucchero, olio, aglio e origano, una ventina di minuti nella friggitrice ad aria oppure 30 minuti nel forno di casa. E adesso andiamo a frullare. A bolle io vado a buttare i rigatoni. Adesso prendete la pasta direttamente dall'acqua di cottura e lo versate nelle salsicce. Fate rosolare un po' la pasta e le salsicce. Uniamo la salsa di datterino, un po' di mozzarella, un po' di parmigiano. Adesso iniziamo a mescolare. Pronto? Direttamente dalla caccavella al piatto. Aggiungo un altro po' di cremina di parmigiano, un altro po' di parmigiano ancora. E se vi piace di questo pranzetto, scrivetemi nei commenti.